Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ben ritrovati a tutti amici dell'oroscopo, buon venerdì, io sono Maria, pronta ad accompagnarvi anche oggi tra le novità delle stelle di Radio.0. Partiamo subito. Ariete, nella disputa tra la Luna e Plutone a fare da paceri intervengono gli amici questa volta, i quali promuovono il dialogo per esprimere emozioni e desideri per voi. Le spese per la casa dall'altra parte piuttosto sostenute in questo periodo vi precludono la possibilità di acquisti inutili e voluttuari, forse questa volta va bene così. Toro, anche se con i colleghi non è tutto rose e fiori, il lavoro vi appaga e lo svolgete con passione e dedizione al di là dell'aspetto remunerativo. La vostra resistenza ai cambiamenti vi rende timorosi di fronte alle novità, attenzione, ma la vita è bella perché varia, tenetelo bene a mente. Gemelli, complice la luna in bilancia in questo venerdì e la giornata prende subito una buona piega. Comunicativa e socievolezza vi facilitano le cose oggi, almeno fino a che restate nel seminato. Nulla da dire sul fronte sentimentale, la coppia veleggia tra progetti per il futuro, tenerezze e conti. Cancro, per voi oggi la luna in quadratura a Plutone che crea disagio quindi nella sfera emotiva già ipersensibile per natura, ma lo sapete, scatenando qualche contesa quindi nella coppia ma anche nell'attività. Incomprensione e contrattempi quindi anche a livello legale, lunghi iter burocratici e ritardo nelle riscossioni di crediti, cercate almeno voi di velocizzare il processo. Leone, venerdì scorrevole invece per voi in compagnia della buona luna in bilancia che offre senso della misura e diplomazia, almeno a voi, voglia di spendere per qualcosa di bello, datevi alle spese pazze quindi. Frenate la loquacità invece, il desiderio di capire le cose in profondità può portare alla luce i fantasmi del passato, attenzione. Vergine, allontanate voi il sospetto, se avrete dei contrattempi non è detto che, come voi immaginate, siano orditi da qualcuno che trama alle vostre spalle, non sempre è così. Dovete lavorare voi sulla fiducia un po' di più e anche sull'accoglienza della new entry nella sfera delle amicizie, provate a conoscerla meglio. Bilancia, il vostro turno, il passaggio della luna nel vostro segno avviene in un clima un po' contraddittorio, in questo caso amici, carriera e amore si contendono le vostre attenzioni, tutti vi vogliono. La varietà degli impegni lubrifica invece la mente, accantona quei pensieri su cui non vale la pena indugiare. Proseguite. Scorpione, la qualità del vostro lavoro protagonista è condizionata da distrazioni che vi obbligano a procedere a rilento o a tornare su questioni date ormai per risolte. Il bilancio odierno però tuttavia è positivo, potete guardare con fiducia all'estate perché è in serbo per voi bellissime a dir poco sorprese. Sagittario, la settimana si avvia a una degna conclusione grazie alla luna che garantisce equilibrio, promuove interessi culturali e accende i riflettori sul look. Voglia di arte, di cultura, di esperienze per voi amici del Sagittario che valorizzano creatività, confronti e scambi intellettuali, mica male. Capricorno, proprio oggi in questo venerdì vi ritrovate con l'amaro in bocca a causa dell'ostilità tra la Luna e Plutone, anche per voi, inibizioni, incomprensioni frutto di una comunicazione stentata. Ridimensionare un'ambizione invece può minare l'autostima, ascoltate bene, ma le circostanze richiedono compromessi e voi siete pronti. Acquario, voi avete la luna in bilancia complice, la giornata si preannuncia gratificante, un'esperienza formativa, in particolare l'armonia di coppia che fa ben sperare per il futuro. Tour virtuali o reali invece consentono un tuffo nelle bellezze artistiche, come piace a voi, anche se voi vi sentite a metà tra sogni romantici e nuovi orizzonti. E chiudiamo ancora con i pesci, i nostri amici. Per voi un weekend tutto da gustare, pensate un po'. Questo il messaggio dal cielo per voi. Mercurio, Venere e Nettuno tutti schierati a vostro favore che promettono grandi cose, quindi datevi da fare. Transiti eccellenti che stemperano l'ansia e vi danno la spinta per andare avanti con i migliori presupposti. Sfruttateli. Ed è tutto quindi anche per oggi. Avete sentito le novità dalle nostre stelle? Anche per me è tempo di salutarvi. Vi auguro una buona giornata e buona fortuna. Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0